Siamo con Massimo Mariotti, tecnico del Circolo Pattinatori Grosseto, al termine di questa gara incredibile qui a Lodi, finita 5-2. Massimo, si dice che i complimenti in certi casi, soprattutto nella vostra situazione di classifica, servono a poco perché non fanno punti, però come domenica a Trissino, ancora stasera un Grosseto che viene su una pista difficilissima a tenere testa a una grande squadra con l'Amatori, poi esce sconfitto e immagino che ci sia tanto rammarico anche per come è arrivata la sconfitta. No, io sono tantissimo dispiaciuto per i ragazzi, per i giocatori, perché è tutto l'anno che ci alleniamo con molta professionalità e chiaramente noi siamo una realtà. Quest'anno la società ha dovuto diminuire rispetto agli ultimi 2 anni il budget del 50%, abbiamo una squadra, a parte con degli elementi tipo Pablo Saavedra e De Oro molto esperti e di grande qualità, però il resto della rosa è un po' paghi e il resto della rosa è molto giovane. Abbiamo fatto un bel giorno d'andata, nel giorno di ritorno, la prima di ritorno, l'infortunio di Cairo che ancora non è rientrato, l'infortunio di Sillero, quindi hai difficoltà ad avere intensità negli allenamenti, hai difficoltà nelle rotazioni. Però la squadra dimostra di essere organizzata, dimostra di saper stare bene in pista e credo che stasera il 5-2, ovviamente penso chi ha visto la partita, è un risultato altamente bugiardo, però questo è l'hockey. Il 3-2 magari entrava la punizione di prima, ora parlavamo di un'altra cosa, però già Pablo ne aveva fatta una, le punizioni o i rigori le sbaglia anche chi le tira e chi si assume la responsabilità, quindi assolutamente niente da dire, questo è l'hockey. Però chiaramente poi nel ribaltamento di fronte abbiamo subito il 4-2 e lì abbiamo mollato. Resta una grande prestazione, lo dobbiamo vivere partita per partita, l'obiettivo è quello di salvarci, possibilmente non facendo play-out. Credo che per quello che esprimiamo in pista sarebbe anche meritato. Ora abbiamo il Forte dei Marmi in casa e poi l'ultimo a Novara. Vediamo se in casa riusciamo a tenere questo tipo di situazione che abbiamo fatto sia a Trissino che a Lodi. Cerchiamo di giocarcela con il Forte e poi vedremo quello che succederà, insomma. Ecco, tra le tante cose che hai citato che ha questa squadra, ha indubbiamente anche il carattere del suo allenatore, perché anche su ogni pista quello si vede, la tenuta della pista. Ti chiedo, guardandola proprio nei 100 minuti che mancano alla regular season e poi a quello che sarà dopo, se ci sarà eventualmente un play-out, quanto la crescita sotto tutti i punti di vista di questa squadra, anche dei giovani che hai citato prima, ti fa ben sperare per raggiungere poi alla fine l'obiettivo che vi eravate prefissati? Ma sai, questo chiaramente ieri è ritornato Gabriel Cairo, spero di riaverlo quantomeno per la trasferta di Novara. Nei play-out, se dovessimo andare nei play-out, comunque partiremmo con un po' di vantaggio. Sono squadre che abbiamo già affrontato, credo che abbiamo dei valori importanti, però quando poi entri in quella roulette può succedere di tutto. L'ideale è non entrarci, cercheremo di vendere cara alla pelle sia in casa con il Forte dei Marmi e eventualmente a Novara. Credo che per i risultati sulle altre piste io penso che un punto ci permetterebbe di uscire da questa situazione. Poi se così non sarà venderemo cara alla pelle in quello che sarà il proseguio, come la venderemo nelle prossime 2 partite, come l'abbiamo fatto per tutto il campionato. Io l'unica partita onestamente che una squadra ci ha veramente surclassato è stata la partita andata con il Lodi, dove abbiamo subito un passivo veramente importante. Con tutte le altre squadre, compreso il Trissino che è uno schiacciasassi, abbiamo sempre tenuto bene la pista e così dovremo fare. È chiaro, ora c'è grande rammarico anche nei giocatori quando perdi partite così, perché comunque l'hai giocata, hai rimontato un 2-0, sei 2-2, insomma te la sei giocata. Credo sia stata una delle squadre qui a Lodi abbia messo più in difficoltà l'Amatori, che è una squadra attrezzata, una squadra che merita di essere dove è. E poi sicuramente per quello che mi riguarda non sono sicuramente un allenatore bollito, ma mi sento quello che sono sempre stato.
E a proposito di questo approfitto della tua presenza, della tua esperienza, di avere qua a fianco un allenatore che ha una bacheca dove non so se c'è ancora spazio per qualcosa. No, ci sarebbe, il problema è avere i mezzi per poterlo dimostrare. Esatto. E ti chiedo, guardando, visto che abbiamo parlato chiaramente del tuo grossetto e della parte bassa della classifica, guardando alla lunga, guardando i playoff e a questo campionato, per tutti i numeri lo dimostrano, il Trissino è una schiacciasassi, se dovessi individuare quella che secondo te potrebbe essere l'antagonista principale tra Forte, Lodi, Bassano, anche Follonica che comunque sta rientrando in ottica finale scudetto? Ma io credo che il Trissino sia sicuramente la squadra più attrezzata e la squadra sicuramente favorita. L'Amatori per lunghi tratti della stagione gli è stata a volte anche incollata, come del resto il Forte dei Marmi. Sta venendo bene sul Bassano, ha sicuramente un atteggiamento difensivo che può mettere in difficoltà molte squadre, però io credo che andando verso la bella stagione e su partite ravvicinate alla fine solo il Trissino può perdere lo scudetto.